Buongiorno, buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG. Partiamo da un'ultima ora che riguarda ancora una volta la violenza giovanile. Un 18enne di origini marocchine è morto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una lite avvenuta 2 notti fa in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica a Cerea, nel Veronese. Il giovane è ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza. Ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicida, che era ricercato dai carabinieri, si è presentato in caserma per costituirsi ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale. Andiamo adesso a San Giorgio in Bosco, in diretta da Mirko Cavallin con l'operatore Renzo Rigon, perché c'è stato un incidente sul lavoro. A te Mirko. Buongiorno direttore, ben ritrovati. Ci troviamo a San Giorgio in Bosco, nella zona artigianale, con Flavio Camporese, che è il presidente della ASCAS SRL, un'azienda che qui è in affitto in questo capannone. Intorno alle 9 che cosa è successo? Sì, stavo facendo delle operazioni di magazzino e siccome siamo ancora a mezzi chiusi per ferie, quindi era abbastanza in tranquillità, e a un certo punto ho sentito un boato, ho alzato gli occhi, ho visto uno squarcio nella copertura e sono andato subito a vedere cosa è successo e ho visto che questa persona era caduta, al che abbiamo subito allertato il 118 perché giustamente non sapevamo neanche che ci fosse questa persona. E da lì dopo sono partite tutte le operazioni di rito che stanno ancora andando avanti, quindi stiamo aspettando che noi altre notizie e purtroppo dettagli non ne ho, perché più di aver visto la persona ho cercato di interloquire con lui. Nel momento in cui ho visto che c'era un po' di risposta siamo partiti subito ad allertare il 118. È arrivato l'elicottero da Padova, infatti si trova questa persona, non abbiamo ancora l'età, è ricoverata in codice rosso, in prognosi riservata, in terapia intensiva per questa caduta dall'alto. Diceva appunto il signor Camporese che non sapevamo che fosse lì perché non è di vostra proprietà e quindi ovviamente la proprietà è stata informata. Da quanto tempo siete qua? Siamo qui dal 2022. Abbiamo questo magazzino dal 2022, quindi siamo abbastanza giovani, per quello sono 4 anni. C'è questo squarcio appunto nel tetto, adesso sono in corso le operazioni di verifica anche da parte dei tecnici dell'ospedale che sono all'interno, ovviamente non possiamo entrare finché sono in corso le indagini, sono arrivati sul posto i carabinieri, dovrebbero arrivare anche i vigili del fuoco. Voi sapete se potrete proseguire regolarmente dopo le verifiche, vi hanno detto qualcosa? Siamo in attesa di notizie perché giustamente queste cose poi sono una cosa che va vista momento per momento e passo per passo, quindi abbiamo chiesto ma non abbiamo notizie ancora. Una caduta dall'alto dunque, avremo dettagli ovviamente nel corso delle prossime edizioni. Se dovessimo averne nel corso della diretta ovviamente vi contatteremo e chiederemo la linea. Intanto ringrazio Flavio Corbanese, Renzo Rigon alla parte tecnica, da San Giorgio in Bosco. È tutto, a te direttore. Grazie Mirko Cavallin e Renzo Rigon. Andiamo su un altro gravissimo infortunio sul lavoro accaduto a Marano Vicentino, in un'azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti, vittima un operaio di 63 anni. È ricoverato all'ospedale di Sant'Orso in gravi condizioni e in prognosi riservata un operaio di 63 anni di Valdagno, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro all'interno della ditta Valle Ortigara di Marano Vicentino, che si occupa di trattamento dei rifiuti. L'incidente è avvenuto attorno alle 9:30 quando, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato investito da un muletto in movimento, riportando gravi ferite alla gamba. A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno prestato le prime cure al ferito, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Il 63enne è stato poi soccorso dal personale del SUEM 118, stabilizzato sul posto e trasferito all'ospedale di Sant'Orso in codice rosso. Oltre ai carabinieri, intervenuti anche i tecnici dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare le condizioni di sicurezza per i lavoratori dello stabilimento. Una cisterna carica di fenolo si è ribaltata questa mattina lungo la A4 a Portogruaro, il tratto tra Santino di Livenza a Portogruaro in direzione Trieste è stato
è stato chiuso, così come l'ingresso al casello di San Stino in direzione Trieste. L'incidente è avvenuto intorno alle 10. La sostanza all'interno della cisterna è nota per le sue marcate proprietà corrosive, l'elevata tossicità e un caratteristico odore pungente. L'aria, secondo alcune testimonianze, sta diventando irrespirabile e la sostanza sta uscendo dalla cisterna. La presenza del carico ha fatto scattare i protocolli di massima sicurezza per rischio ambientale e sanitario. Sul posto una massiccia macchina dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia stradale accorsa sul posto, la cisterna contenente fenolo ha impattato contro la barriera spartitraffico centrale e quindi si è rovesciata su un lato lungo la corsia di marcia. Il conducente di origine romena è rimasto ferito. Sono in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Ordigni e armi sui social. È stato arrestato nel Rodigino un uomo dopo una perquisizione nella sua abitazione. La polizia ha sequestrato munizioni, armi e materiale per fabbricazione di esplosivi. Un ordigno artigianale mostrato sui social, foto di armi e post sulla preparazione di esplosivi. È scattato l'arresto per un uomo residente a Pontenchio Polesine, in provincia di Rovigo. A far partire l'intervento è stata una segnalazione della Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica, dopo il monitoraggio del profilo social dell'uomo. La Digos di Rovigo, il COSC di Venezia, la Polizia Postale e gli artificieri hanno quindi avviato gli accertamenti e raggiunto la sua abitazione. Durante la perquisizione è stato trovato il manufatto mostrato online, che si è poi rivelato inerte, insieme a diversi proiettili detenuti illegalmente, coltelli del tipo push dagger, ovvero con la lama a doppio filo e punto acuminata, e una pistola scacciacani modificata, ritenuta potenzialmente idonea allo sparo. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato degli appunti manoscritti contenenti indicazioni per la fabbricazione di ordigni oltre al profilo social. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di fabbricazione e detenzione di armi clandestine e il giudice ha per questo convalidato l'arresto disponendo domiciliari. Servizio di Marta Zatta, un maxi colpo da oltre 100.000 euro in una villa di Santa Maria del Rovere a Treviso. Siamo ovviamente al capitolo dei furti, sconvolti i proprietari di casa che erano in vacanza, sventrata la porta blindata. C'è anche l'amarezza per la mancata segnalazione alle forze dell'ordine da parte dei vicini di casa, che pure hanno sentito i colpi provenire dall'abitazione. Sui social, tra l'altro, i vicini di casa in generale hanno protestato contro le parole della proprietaria, ritenendo che in questi casi nessuno debba essere in qualche modo colpevolizzato per non avere dato l'allarme. Sentiamo. Mi costa fatica fare questa intervista, però credo in un mondo migliore, o meglio, voglio credere in un mondo migliore. E allora io faccio un invito a tutte le persone di denunciare quando sentono dei rumori strani. Non si può sentir battere per un'ora e non chiamare la polizia o i carabinieri. C'è amarezza più che rabbia nelle parole di Francesca Tessari dopo che la sua abitazione in Santa Maria del Rovere a Treviso è stata presa di mira da un comando criminale che, dopo aver scavalcato la recinzione, si è introdotto in casa con una violenza inaudita. La famiglia era in vacanza in montagna quando si è accorta dell'effrazione dalle notifiche sul cellulare da parte del sistema di allarme. Una volta rientrati si sono trovati di fronte la porta d'ingresso blindata sventrata, eppure i punti luce a terra divelti. Sia la polizia che è intervenuta, sia gli esperti di portoni della Casa della Chiave ci hanno detto che per aprire un portone così devono aver lavorato almeno un'ora. C'è chi ha sentito colpi molto forti, tanto da pensare di avere i ladri in casa, quindi e comunque voglio dire, sono colpi che non avvengono durante il giorno, ma sono colpi che sono stati sentiti alle 2 di notte. I ladri quindi operano con tranquillità, rovistando dappertutto, incuranti dell'allarme che suona. Forse hanno usato un metal detector, fatto sta che individuano il pertugio dove la famiglia tiene i preziosi, i gioielli di una vita. Dal braccialetto d'oro che mio marito mi ha fatto trovare sotto il cuscino la prima notte di nozze, ai regali di laurea, le fedi nuziali, anche quelle che erano in attesa di andare dall'orafo per essere allargate.
state, hanno preso tutto oltre i 100.000 euro. Io le dico solo questo, oltre i 100.000 euro. Però non le dico, è più il danno, questa violenza psicologica. L'ipotesi è che a colpire siano stati dei ladri professionisti trasfertisti, forse a bordo di una Panda bianca catturata da alcuni occhi elettronici. Eppure in questa casa la signora Francesca si sentiva al sicuro tra porte blindate, inferriate alle finestre, ma confidava anche nel senso collettivo che purtroppo non c'è stato. Non si può sentire un allarme che continua a suonare e non chiamare nessuno. Abbiamo proprio il dovere morale, secondo me, il dovere morale di chiamare le forze dell'ordine, perché altrimenti si diventa omertosi e complici. Insomma, parole pesanti, omertosi e complici, ha detto questa signora, ed è giusto che insomma tutti facciano la loro parte per cercare soprattutto di prevenire questi reati. Oggi in regia Andrea Basso e Alessandro Granziera, il servizio era di Christian Arboit. Andiamo a Venezia, dove resta caldissimo il fronte dei borseggi. La polizia ha fermato 5 ragazze, di cui 2 minorenni, tutte incinte. Per non farsi portare in questura hanno sbandierato le loro ecografie in strada e nell'ufficio giudiziario, cioè avevano già le ecografie pronte da esibire. Sentiamo. Si aggiravano nei pressi del ponte di Rialto, in campo San Bartolomeo, adocchiando borse e zaini dei turisti su cui non distoglievano mai lo sguardo. 5 borseggiatrici sono state individuate e bloccate dagli agenti della Polizia di Stato. 2 di loro sono minorenni, 3 maggiorenni e tutte incinte. Diversamente dalle altre volte in cui le altre borseggiatrici sono state fermate dalle forze dell'ordine, le giovani non si sono limitate a urlare, strillare e sbandierare la loro gravidanza, ma hanno cominciato ad agitare con veemenza le loro ecografie, referti che una volta portate in questura hanno provato ad usare per farsi liberare. Mentre le 2 minorenni sono state portate in differenti strutture di accoglienza, le 2 adulte sono state denunciate a piede libero nonostante avessero già l'obbligo di stare lontane dalla città di Venezia. I fermi fanno parte del maxi blitz antiborseggio da parte della Polizia di Stato. Nel caso delle 5 borseggiatrici, gli agenti hanno deciso di intervenire prima che potessero entrare in azione, accompagnandoli in questura per identificarle. Servizio di Eddie Kaliman. Adesso andiamo in diretta a Campo Nogara. Tutto il paese si prepara alle esequie di Tania Terrino, uccisa dall'ex fidanzato. Vedo Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, il nostro operatore, il parroco di Campo Nogara. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui con Don Alberto Peron, sarà lui ad occuparsi del funerale di Tania che si svolgerà qui a Campo Nogara sabato pomeriggio alle 15:30. Sentite dei rumori perché sono giornate di sagra qui in paese, oggi nello specifico c'è anche la fiera. Per sabato, Don Alberto, come sarete organizzati per le esequie di Tania? Buongiorno. La sagra finisce domani sera, nel senso che le giostre se ne vanno, quindi anche il parcheggio qui sarà libero per molte auto, presumo. Anche se sabato sera sarà una coda in più della sagra, perché lo stand nostro parrocchiale rimarrà aperto come ultimo giorno. Ecco, però voi, lei vuole evidenziare come questa possa essere anche una risposta diversa della comunità. Perché? Perché credo che, anche se il contesto sembra ricreativo e lontano anche da quanto stiamo vivendo in questo momento, è la risposta migliore al senso di solitudine, ai tanti perché, ha un senso anche di smarrimento e di paura di tante persone. Il fatto che molti non ne vogliano parlare o che rifiutino un'intervista o che sfumino così in parole scontate esprime in realtà anche una ricerca e un valore aggiunto,
l'ho detto a tante persone, che i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri bambini che in questo momento stanno offrendo il loro servizio anche nella sagra, negli ambienti parrocchiali, siano la risposta migliore, più concreta anche a questo. Perché quando una persona dona qualcosa di sé e riscopre il valore dell'amicizia vera, ecco, tanti fantasmi scappano da soli. Quindi lei vuole dire quanto importante sia fare comunità, stare uniti anche per affrontare momenti drammatici come questo. Certo, e tornando alla sagra, il fatto che è una collaborazione ormai da tanti anni tra parrocchia e comune esprime questo senso di comunità più grande, questo fare rete, come abbiamo anche tante volte detto nella sera, giovedì sera qui in piazza, facciamo rumore per Tania. Le tante persone, nonostante la pioggia, hanno espresso questo. Al di là del rumore, dei fischietti, delle chiavi, degli applausi, c'era in tutti, mi sembra, piccoli e grandi, il desiderio di una ripartenza nuova per far nascere anche da questi drammi un bene sommerso, ma che comunque esiste. Ecco, Don Alberto, lei ha avuto modo di sentire i genitori, la mamma di Tania in vista del funerale? Non la conoscevo e non l'ho ancora incontrata personalmente, l'ho sentita per telefono ieri, ho sentito la sua disponibilità anche a incontrarmi, ha chiesto a lei di celebrare il funerale qui a Camponogara e di questo anche mi sento umilmente partecipe. Ecco, anche perché la comunità sa rispondere e sa davvero unirsi insieme anche in questi momenti. Ecco, ci si aspetteranno ovviamente centinaia di persone, potete immaginare quante ce ne fossero solo giovedì scorso qui in piazza per il momento di rumore dedicato a Tania. Arriveranno sia i rappresentanti istituzionali che tanti cittadini dai vari comuni della Riviera del Brenta, ma non solo. Don Alberto ha detto che anche dal punto di vista logistico c'è un ampio parcheggio dove appunto poter lasciare le auto, e ci saremo anche noi qui per Tania e per tutte le donne uccise dai loro partner come lei. Sì, e sono anche felice di poter sottolineare la preziosa presenza di tante associazioni qui in Riviera del Brenta, ecco, a favore di donne, ma anche come centri di ascolto, di accompagnamento, che hanno bisogno di una promozione sempre più grande. Ringrazio Don Alberto Peron, io qui da Camponogara restituisco la linea allo studio. Grazie molte ai nostri inviati Ilaria Marchiori e Sandro Ponchi, ovviamente al parroco, e spesso si ha la dimostrazione di quanto alterati siano certi uomini che temono di essere lasciati o che sono stati abbandonati e non accettano queste decisioni, e lo dimostra il caso di un uomo di 55 anni arrestato dai carabinieri che aveva nascosto un GPS nella macchina della sua ex per seguirne i movimenti e raggiungerla in un locale di Caseri. Spiata, seguita, la vittima è una donna che ha interrotto la relazione con il compagno. Ancora una volta un uomo che non accetta la fine della relazione. Così un 55enne di Villorba ha pensato di controllare gli spostamenti della sua ex, nascondendo dentro il vano motore dell'auto un apparecchio GPS. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri nei pressi dell'autovettura della donna, una quarantenne di Treviso, che in quel momento si trovava all'interno di un locale della zona. Sarebbe stata lei a vederlo e impaurita ad allertare le forze dell'ordine. Dai primi accertamenti svolti dai militari è emerso che l'indagato ha monitorato gli spostamenti dell'ex mediante il dispositivo di localizzazione, dispositivo trovato e sequestrato dai carabinieri. Per lui, già conosciuto per precedenti di polizia, è scattato l'arresto. Il 55enne, che era già stato denunciato in precedenza per atti persecutori nei confronti della vittima, è ora agli arresti domiciliari con l'accusa di interferenza illecita nella vita privata. Nelle prossime ore, difeso dall'avvocato Alessandra Nava, dovrà comparire davanti
davanti al giudice per la convalida dell'arresto. Si tratta di un altro episodio che vede le donne vittime della prepotenza degli uomini incapaci di accettare la fine della storia. I due avevano convissuto per qualche tempo, una storia tormentata, poi la quarantenne aveva scelto di chiudere il rapporto, ma lui non ne voleva sapere. Il legale del 55enne ha detto di aver parlato con il suo assistito che nei prossimi giorni valuterà eventuali passi. Per ora lui rimane agli arresti domiciliari. Servizio di Daniela Sizia ed è stato arrestato per maltrattamenti, minacce di morte e infine per l'aggressione al figlio della sua ex compagna che aveva colpito alla testa con un attrezzo da giardino. A Piovene Rocchetti i carabinieri della compagnia di Schio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 45 anni. È stato arrestato dopo una lunga serie di vessazioni, ingiurie e pesanti minacce di morte nei confronti dell'ex compagna e del figlio della donna. È il quadro ricostruito dai carabinieri di Piovene Rocchette che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP di Vicenza nei confronti di un 45enne indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo i militari, la situazione è precipitata lo scorso 4 agosto. Al culmine di una lite per futili motivi all'interno dell'abitazione, l'uomo ha aggredito il giovane colpendolo alla testa con un attrezzo da giardino. Per lui lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vicenza nell'ambito delle procedure previste dal cosiddetto Codice Rosso, hanno consentito di ricostruire una situazione di violenze ripetute in famiglia. Il 45enne si trovava infatti già in carcere perché dopo l'episodio descritto l'ufficio di sorveglianza aveva sospeso l'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui l'uomo beneficiava per una precedente condanna definitiva. Ora, nei confronti dell'individuo, è scattata anche la nuova misura cautelare disposta dal GIP di Vicenza. Entro le prossime 48 ore l'uomo sarà interrogato per l'udienza di convalida. Servizio di Ivano Tolettino e apriamo la pagina dei Maranza. Sono 3 ragazzi del Porto Gruarese appena maggiorenni responsabili dell'aggressione a un 80enne di San Martino al Tagliamento che è stato scaraventato in mare senza nessun motivo mentre pescava a Bibione. A incastrarli le immagini delle telecamere, un uomo che si è salvato per miracolo perché a quell'età poteva ovviamente perdere la vita. Vediamo. Sono stati identificati 3 responsabili dell'aggressione ai danni di un 80enne di San Martino al Tagliamento, finito in acqua mentre stava pescando all'alba di domenica a Bibione. Erano circa le 6:50 quando l'uomo, che si trovava nei pressi del pontile da cui parte il collegamento X Lagoon, è stato aggredito alle spalle e scaraventato in acqua senza un apparente motivo. I 3 infatti non conoscevano la vittima e secondo quanto ricostruito finora non ci sarebbe stata alcuna provocazione. Si tratta di 3 italiani neomaggiorenni e residenti nel Porto Gruarese. A permettere agli investigatori di risalire alla loro identità sono state soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'aggressione e gli spostamenti di una Citroën arrivata nei pressi del pontile con i 3 a bordo. L'anziano, residente in via Poincicco a San Martino al Tagliamento, dopo la caduta in acqua è riuscito a reagire, ha nuotato controcorrente, si è aggrappato ai pali del pontile e ha raggiunto nuovamente la riva prima di chiamare il 112. Ha riportato alcune scoriazioni e diversi traumi. Che di solito va, quando c'è la bella stagione, va giù al mare, all'appartamento e va a pescare, lui tranquillo. Gli accertamenti hanno quindi permesso di identificare i 3 che sono stati denunciati e saranno interrogati nelle prossime ore. Resta da chiarire il motivo di un'aggressione che al momento, secondo quanto emerso finora, sarebbe stata del tutto immotivata. Un episodio che ha profondamente scosso la comunità di San Martino al Tagliamento, lasciando rabbia e incredulità per quanto accaduto a un anziano che si trovava semplicemente a pescare. L'educazione dei giovani di oggi non hanno la famiglia, abbiamo distrutto le famiglie, non esistono più i nonni. Purtroppo bisognerebbe intervenire facendo delle cose, intervenendo sulle persone. Qui invece le persone alla fine fanno quello che vogliono e sembra quasi che ci sia una giustizia che è fatta per chi
infrange la legge e non protegge per niente chi la rispetta. E questi ragazzi pensano di fare un po' quello che vogliono, dopo non so cosa sia successo in effetti, magari sono stati provocati, non lo so, questo non lo so io. Servizio di Federico Darò, sentiamo ieri sera cosa ha detto a Focus uno degli ospiti, l'avvocato Stefano Trubian, perché abbiamo parlato di questi episodi. Sentiamo. Riprendendo dal servizio, credo che il guaio di cui dobbiamo interrogarci è che probabilmente non c'è un motivo, è la futilità della violenza, il che ti dà la misura di quale società si va profilando, perché è quell'assenza di motivo, di ideali, di valori che oramai diventa un criterio generalizzato per una parte non totalitaria ovviamente dei ragazzi, ma significativa dei ragazzi, che deve porci dei temi. E credo che ci voglia un atteggiamento che non è solo di rigore, ma è anche di rigore rispetto a situazioni che sono oggettivamente intollerabili. Però il tema, credo, che interroga chiunque di noi è quale società stiamo costruendo, quali ragazzi stiamo costruendo, perché il dovere di dare una mano a quei ragazzi ce l'abbiamo noi, ma ce l'abbiamo anche nel senso di indicargli una direzione che non deve essere obbligata, ma che gli dà il perimetro al di là del quale non si può andare, perché una reazione, una conseguenza. Quello che preoccupa è quell'idea sciatta che non ci siano regole, che ci sia in un contesto di assoluta come dire, individualismo esasperato, per cui uno passa e spinge il primo che capita. Io ho gestito un caso di un omicidio preterintenzionale a Chioggia che richiama questi motivi, un signore che passava e che si è preso un cazzotto in faccia e poverino, è mancato. È proprio questo che preoccupa, e credo che la soluzione, lo dico in maniera, l'ho detto più volte anche qui, non sia un buonismo eccessivamente lezioso. Così l'avvocato Stefano Trubian ieri sera a Focus. Violenza e brutalità anche nei confronti degli animali, gatti sequestrati e torturati da ragazzi cinesi. Andiamo in diretta da Marta Zatta e dal nostro operatore Federico Cibotto. A te, Marta. Sì, direttore, buongiorno e buongiorno ai nostri telespettatori. Una vicenda veramente dai risvolti macabri. 13 gatti scomparsi tra il 2024 e il 2025, sia da abitazioni private sia da una colonia felina in zona Stanga a Padova. A segnalare proprio queste sparizioni la persona che si occupa di questa colonia felina, e anche su indicazione dei vicini residenti che avevano notato 4 giovani di origine cinese adescare questi animali magari con dei giochi o con del cibo per poi farli sparire. Veramente una storia macabra. È stata aperta un'inchiesta, ora questi 4 giovani sono indagati. La cosa che fa ancora più specie è che, secondo le prime informazioni che abbiamo, questi gatti venivano poi usati per dei video amatoriali dove venivano appunto percossi, maltrattati, e video che venivano anche fatti su richiesta, quindi c'erano delle persone che proprio chiedevano le violenze su questi poveri animali, alcuni dei quali sono fortunatamente ritornati poi alla colonia felina, però con il pelo strappato, denutriti e con veramente tante contusioni, oltre ovviamente allo shock e ad essere estremamente impauriti. Una vicenda, dicevo, che fa davvero paura, ma fa anche male per chi dall'altro lato ama invece questi animali, come OIPA. Infatti sono qui con me Marina Barzon e Elena Genghini, 2 volontarie che fortunatamente si occupano di questi animali. Dicevamo appunto che anche dopo il Covid questi maltrattamenti sono, al posto che diminuire, sono aumentati, e la cosa è grave. Sì, secondo noi sono aumentate le violenze verso gli animali, soprattutto dopo il famoso Covid, dove dovevamo uscirne migliori, e invece secondo me tutta questa violenza che probabilmente era dentro di noi prima è esplosa. E abbiamo fatto anche una trasmissione in radio per spiegare proprio questo, che dobbiamo tutelare
tutelarli gli animali, soprattutto i gatti. Spesso noi siamo criticate come OIPA Padova che abbiamo un protocollo troppo rigido per le adozioni, invece lo abbiamo esclusivamente per salvaguardare questi animali. Anche a noi piacerebbe tantissimo avere il gattino libero che va in giro sugli alberi, l'erbetta, felice, ma non va bene assolutamente. Fuori il mondo non è a misura di gatto, perciò noi abbiamo un protocollo molto rigido, modulo preaffido, visita conoscitiva, solo case in sicurezza, oppure un giardino in sicurezza dove i gatti stiano sereni e tranquilli. Ecco, appunto, protetti. Certamente, e dicevamo appunto che esistono anche dei casi veramente limite di accumulatori. Sì, poi questo è un caso, ma c'è tutto un sommerso dietro. Ci sono gli accumulatori seriali che vanno a rubare, a prendere proprio i gatti, soprattutto i gatti di proprietà che è più facile prendere, oppure ci sono quelli che vanno sempre a rubare gatti per poi usarli come prede da combattimento per i cani. C'è veramente un sommerso che bisognerebbe iniziare a parlarne, altrimenti poi le persone credono che noi siamo solo delle, tra virgolette, invasate, invece c'è tutto questo. E anche io ho letto un po' i commenti ai soliti cinesi, non è vero, ok, in questo momento sono stati dei cinesi, però dietro a questi cinesi chi c'è? Magari ci sono anche delle persone italiane che chiedevano proprio questi video, e poi soprattutto violenze verso gli animali, ce ne sono stati tantissimi in questi anni, proprio da parte di italiani. Il caso è tipo il gatto leone. Per fortuna però che esiste un'associazione come la vostra, e tra l'altro c'è anche un nuovo progetto che coinvolge Cittadella, giusto? No, Cittadella assolutamente no, Monselice. Monselice, scusi. Sì, Monselice. Abbiamo presentato un progetto a Monselice con la nuova giunta che è stato ben accolto, lo stiamo portando avanti, ed è un'oasi felina per cercare che non è un gattile e che non è un rifugio. L'oasi felina prettamente serve per salvaguardare i gatti forastici che sono nelle colonie per strada, soprattutto in alcuni punti molto pericolosi, e metterli ovviamente sotto controllo. Poi anche lì ci dovranno essere delle norme assolutamente da rispettare, ma metterle in sicurezza per portarli via dalla strada. E Monselice ha risposto bene a questo nostro progetto e lo stiamo portando avanti. Ecco, allora grazie innanzitutto per il lavoro che fate tutti i giorni, grazie anche per essere state con noi e aver raccontato la vostra esperienza. Per il momento, direttore, da Padova è tutto, di nuovo a lei la linea. Grazie Marta Zatta e Federico Cibotto. Vediamo ancora cronaca, ancora giovani violenti, ormai è diventata una vera e propria piaga sociale. I fratelli che sono stati accerchiati e picchiati da un branco, è successo alla fiera di Sant'Augusta a Vittorio Veneto. Sentiamo. Ridevano, proprio avevano il sorriso in faccia, non la goduria, specialmente quello che aveva spinto mio fratello aveva un sorriso proprio da ebete, ma che godeva proprio nel prendermi la gola, tirarmi la sberla e tirarmi per la maglietta. Poi tutti gli altri che sono arrivati, c'era gente che sentivo che anche rideva, proprio gente che era felice di questa cosa. Diabolici veramente, proprio non sorrisi umani, diabolici veramente. Termine esatto. E hanno vissuto proprio l'inferno i due fratelli di 14 e 16 anni del Vittoriese aggrediti dal branco nella sera conclusiva dei festeggiamenti di Sant'Augusta, sequenze concitatissime, ora al vaglio delle forze dell'ordine, vista anche la presenza di telecamere e di alcuni frame. Sono le 11:30, c'è ancora gente a Serravalle, sono gli ultimi giri sul Tagadà, quando il più piccolo dei due fratelli viene colpito violentemente da un ragazzino di colore con un calcio. Il maggiore assiste alla scena e una volta sceso anche lui dalla giostra prende le sue difese. La persona che ha spinto mio fratello subito dopo è arrivato vicino a me e la giostra stava ancora andando, mi ha tirato una violenta sberla in faccia e mi ha strappato la maglietta. Allora là io istintivamente gli ho detto che cazzo fai? Proprio perché mi ero arrabbiato. Allora lui mi ha strangolato la gola
e mi ha tirato un cazzotto in pugno. Dopodiché quando siamo usciti sono arrivati subito dei suoi amici. Amici che nel giro di pochi secondi diventano una quindicina, buona parte stranieri e di seconda generazione. Con i fratelli accerchiati e messi all'angolo scatta un secondo tempo di violenza. Quindi ho preso mio fratello, mi sono messo sulla ringhiera, ho fatto da scudo umano e da uno che avevo parlato con lui perché stava spingendo mio fratello sono diventati in 15 che hanno iniziato a picchiarmi, a tirare pugni, calci, sberne, graffi. Altri mi strangolavano alla gola e altri mi tiravano proprio perché volevano prendersela con mio fratello. Arrivano dei volontari che separano i ragazzi. I due fratelli tornano a casa ma non viene fatta nessuna segnalazione, circostanza che lascia l'amaro in bocca alla madre, che poi ha portato il più grande al pronto soccorso dove sono state scongiurate fratture. I miei figli erano sotto shock, tremanti, l'altro figlio che aveva ricevuto queste percosse era piegato a metà, si è sentito dire di tornare a casa, quindi non c'è stata quell'azione di assistenza che dovrebbe essere portata avanti da chi volontario dovrebbe tutelare l'incolumità dei presenti, tanto più dei ragazzini. La donna ha subito interpellato e ricevuto risposta dalla sindaca Mirella Bagliana. Nelle scorse ore la denuncia in caserma dai carabinieri. Poteva andare peggio, racconta il sedicenne, forse salvato dalla sua tempra di atleta che al primo posto ha messo gli affetti. Mi sono vista brutta e ho preferito prendermi io tutti i pugni, essendo che sono più grande, piuttosto che mio fratellino più piccolo, e quindi questo è riuscito a farmi tenere bello aggrappato e saldo in modo che mio fratello non ne prendesse. Intervista di Christian Arboit, chiede punizioni adeguate la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Fin da ieri sera la mamma mi ha chiamato in ora tarda e mi ha avvertito di quello che è successo. Innanzitutto voglio esprimere vicinanza ai ragazzi e veramente per questo atto grave di violenza che hanno subito. A loro come amministrazione va tutta la nostra vicinanza. E la mamma lamenta il fatto che gli adulti non siano intervenuti come avrebbero dovuto. Beh, questo è grave perché innanzitutto vorrei anche capire la situazione, infatti ho interpellato subito il comandante della polizia locale stamattina, ci stiamo muovendo anche con il comandante dei carabinieri giusto per ricostruire gli eventi e capire veramente la situazione. Dispiace che appunto se ci sono stati degli adulti non siano intervenuti immediatamente e questo ci deve far pensare e riflettere perché io penso che sia importante che i territori, i luoghi siano presidiati anche dalle persone più adulte. L'appello che faccio è di tenere alta la guardia. E senta sindaco, lì ci sono delle telecamere, acquisirete immagino i frame? Sì, assolutamente, noi abbiamo fatto un investimento importante di videosorveglianza in tutta la città, abbiamo investito più di 400.000 euro e queste telecamere naturalmente ci danno un aiuto. Noi dobbiamo essere fermi su queste situazioni perché innanzitutto chi fa questi atti di violenza deve essere punito immediatamente in base anche alla normativa che c'è e perché non possiamo permettere che nei nostri territori succedano queste cose. Avete sentito, questa era la sindaca di Vittorio Veneto. Adesso andiamo sulla pagina dei furti. Avete sentito all'inizio del telegiornale il furto di ieri a Santa Maria del Rovere a Treviso, una villa razziata, l'esasperazione dei derubati e questa notte, una notte da incubo a Roncade con dei ladri in casa mentre i proprietari di casa di questa abitazione stavano dormendo. Andiamo in diretta da Marta Marangona. Te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Roncade in via Garibaldi, la provinciale che collega il centro del comune alla frazione di San Cipriano. Qui i ladri ieri sera sono tornati a colpire la zona di San Cipriano, è stata una zona particolarmente bersagliata, vi abbiamo raccontato i numerosi furti che si sono verificati in passato. Ebbene, qui dicevamo sono ritornati nell'ultimo
nell'ultima abitazione di queste villette a Schiera che Simone Merlo sta inquadrando. Erano circa le 10:30 di sera, i proprietari stavano in camera da letto al piano superiore quando hanno avvertito dei rumori che provenivano dal piano di sotto. Subito sono scesi e hanno trovato gli infissi scardinati. I ladri avevano forzato il balcone e la finestra ed erano entrati in casa. Non hanno fatto in tempo praticamente a portare via nulla, perché appunto evidentemente sono stati disturbati dall'arrivo dei proprietari. Sicuramente si tratta dell'ennesimo episodio in queste settimane in una provincia di Treviso davvero martoriata dai ladri. La scorsa settimana in città ce ne sono stati ben 5 di furti, ve li abbiamo raccontati. Il più clamoroso, quello che è accaduto in via Montello, in un appartamento dove i ladri sono entrati ed hanno dopo aver scardinato la porta sono riusciti ad aprire la cassaforte ed hanno rubato circa 100.000 euro tra gioielli e preziosi. Un altro maxi furto è quello appunto verificatosi ieri a Santa Maria del Rovere, del quale avete già sentito il servizio, ma poi ce ne sono stati anche molti altri in via Pescatori, in altre vie del centro cittadino e poi la provincia. Insomma, un fenomeno questo dei furti che non accenna a diminuire, anzi sta conoscendo un'escalation che preoccupa non poco i cittadini. L'ultimo appunto qui a Roncade, e da Roncade è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangoni e a Simone Merlo per la parte tecnica. E andiamo nel Vicentino per dei furti di rame. Ci sono nel mirino dei ladri anche i cimiteri, come sapete. L'ultimo in ordine di tempo ad essere preso di mira quello di Longara a Vicenza, ma intanto l'amministrazione mette in campo investimenti per la manutenzione a lungo termine dei campisanti. Tornano i furti di rame, nel mirino sono ancora una volta i cimiteri, città che non è nuova a questo fenomeno. Il cimitero di Bertesina era stato l'obiettivo dei malintenzionati a dicembre, mentre nelle ultime settimane il piccolo cimitero comunale di Longara, dove sono state asportate alcune scossaline dai tetti, il cui danno è ancora da quantificare, e dal cimitero maggiore alcune borchie. Proprio in queste settimane hanno rubato anche a Longara, oltre al caso che era successo a Bertesina, e qualcosa anche al cimitero maggiore. Sono cose che ai noi capitano, l'abbiamo già provveduto a fare denuncia alle autorità competenti che ciclicamente comunque controllano anche i nostri cimiteri. Ma se da un lato si tenta di far fronte a questo tipo di incursioni attraverso controlli intensificati, dall'altro l'amministrazione investe sulla manutenzione dei camposanti comunali, anche attraverso la sostituzione delle attrezzature ammalorate per renderli più fruibili e sicuri da parte degli utenti. Abbiamo chiuso il mese scorso un addendum contrattuale da 1.500.000 euro in 5 anni, 300.000 euro all'anno. Proprio grazie a questo adesso, proprio in questa settimana, abbiamo comprato 63 nuove scale, un investimento che non veniva fatto da oltre 20 anni in maniera così massiccia. Noi continuiamo a investire e stiamo dimostrando che sui cimiteri abbiamo un'attenzione senza pari, i cittadini ce lo stanno riconoscendo e noi comunque manterremo forte questa volontà, perché fa parte proprio del decoro e della dignità delle persone. Servizio di Luisa Bertini, restiamo a Vicenza, vediamo un titolo del giornale di Vicenza: il dipendente a Costa Bissara trova il negozio chiuso, il panettiere era morto in casa, è stato trovato cadavere qualche ora dopo. Andiamo a Bassano del Grappa, anzi a Romano Dezzelino, dove i carabinieri nel corso di controlli sul territorio hanno denunciato una 50enne cinese trovata a un concerto di Romano Dezzelino con in tasca un coltello da 8 cm. Vanessa Banzato. Era andata a un concerto nell'ambito dell'Ama Festival di Romano Dezzelino portandosi dietro un coltello multiuso con una lama da 8 centimetri, quindi irregolare secondo il nuovo decreto sicurezza, e per di più era senza alcun documento di riconoscimento. È stata controllata dai carabinieri nell'ambito dei servizi sul territorio e nei guai è finita una donna di 50 anni, cittadina cinese. È stata denunciata per porto abusivo di armi o d'oggetti atti a offendere, per
mancata esibizione di documenti di identificazione e di soggiorno. L'arma è stata posta sotto sequestro e sempre i militari hanno sanzionato amministrativamente per ubriachezza 2 donne di 32 anni residenti nel Bassanese dopo che alcuni avventori di un bar di Marchesane di Bassano avevano chiamato il 112 perché le due completamente ubriache stavano dando fastidio ai clienti del locale. Infine ci spostiamo a Marostica. I carabinieri hanno trovato un 46enne in possesso di una modica quantità di hashish e marijuana e per lui è scattata la segnalazione in prefettura di Vicenza. Grazie a Vanessa Banzato. Un'ultima ora pubblicata dal Gazzettino: a Montebelluna un bambino di 5 anni precipita dal 5° piano di un condominio, un volo di 10 metri, non sappiamo quali siano al momento le sue condizioni. Torniamo alla violenza giovanile. A Marano Vicentino un 16enne è stato aggredito in strada da uno sconosciuto. La reazione del giovane ha evitato il peggio, stanno indagando i carabinieri. Un'aggressione vera e propria. La vittima, 16 anni, cammina per una delle strade del paese e sta rientrando a casa. È sera e dal buio sbuca uno sconosciuto che aggredisce da dietro e afferra per il collo il 16enne, che però è atletico, si divincola, colpisce lo sconosciuto con un pugno e una gomitata e fugge. L'inquietante episodio è avvenuto a Marano Vicentino. L'aggressore era vestito di nero e con il volto incappucciato. Io ho contattato la mamma del ragazzo, ovviamente per manifestarle la vicinanza, anche per dirle insomma che se c'è qualsiasi necessità noi ci siamo. Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino dai genitori, che hanno denunciato l'aggressione e il tentativo di strangolamento, e i carabinieri di Tiene, che ora indagheranno. Adesso però la questione è al vaglio dei carabinieri, che devono aiutarci a capire che cosa è avvenuto, e quindi insomma è importante che adesso venga svolto quel lavoro lì, diciamo, di indagine, di verifica della presenza magari di telecamere in aree private che possono dare una mano. Marano Vicentino non è abituata a fatti violenti come questo, considerato però un episodio isolato, anche se non l'unico, dall'amministrazione. Attendiamo di capire, con la giusta preoccupazione rispetto a un evento a cui ovviamente non siamo abituati e che ha delle particolarità insomma sicuramente preoccupanti, però lo consideriamo un episodio assolutamente isolato e sul quale però vogliamo che sia fatta il massimo della chiarezza, e soprattutto speriamo che si riesca a risalire anche alle origini e a chi si è reso responsabile. Dal sindaco l'invito a segnalare alle forze dell'ordine ogni comportamento o presenza sospetti, perché ai cittadini non può essere tolta la serenità di frequentare senza paure strade e piazze del territorio, anche alla sera. Servizio di Federico Fusetti: voglio tornare a casa, ha detto al risveglio dal coma Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, vittima di un pestaggio a Barcellona, che ancora si trova ricoverato in Spagna. Sentiamo. Siamo passati dal non sapere in quali condizioni si sarebbe svegliato ad avere appunto Nicola che parla, Nicola che interagisce e quindi sì, è stato un brusco però meraviglioso risveglio, ecco. Nell'arco di 24 ore Nicola Maggiotto sta dimostrando tutta la sua forza e la sua voglia di vivere. L'inizio del risveglio dopo il coma farmacologico segna un altro passo fondamentale. Nicola non solo ha aperto gli occhi e respira in maniera autonoma, ma non senza sforzi ha iniziato a parlare, chiedendo ai genitori di tornare a casa, in quella Asolo che lo attende con ansia e reduce da una grande mobilitazione nei giorni scorsi. Per il momento no, vediamo, speriamo, almeno adesso. È affaticato e viene alimentato con sondino, ma muove braccia e gambe Nicola, che nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti fisiatrici, e a confermarlo è Monica Cornaviera, l'avvocato dei genitori che sono con lui in ospedale a Barcellona. Altra storia l'indagine, con la polizia catalana che continua gli accertamenti sul violento pestaggio subito dal 21enne da parte di un branco in corso di identificazione dopo una serata di festa trascorsa con gli amici, ma in questi momenti il lato umano chiaramente prevale anche sull'indagine. E si inizia davvero a sperare ora? Sì, assolutamente, siamo
Siamo sempre in costante collegamento, ecco, con mia sorella e mio cognato, e speriamo appunto che Nicola ne stia venendo fuori nel miglior modo possibile. Più controlli della polizia locale, un appello ai ragazzi e ai loro genitori. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, scende in campo contro la pericolosissima pratica di un gruppo di minorenni che si tuffa dal ponte Baden-Powell in un canale navigabile. Evitate di tuffarvi sopra il ponte Baden-Powell in un canale navigabile. Lì passano anche barchini, anche alcuni a forte velocità, quindi non piangiamo quando succede quando accadono delle cose che sono ormai accadute. Non è una bravata, non è un gioco, è un comportamento irresponsabile e pericoloso. Dopo aver lanciato un appello via social direttamente ai giovanissimi che ultimamente si tuffano dal ponte Baden-Powell a Borgo San Giovanni in un canale navigabile dove un'imbarcazione può passare in qualsiasi momento, il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, si rivolge anche ai loro genitori, perché se i ragazzi non comprendono il pericolo è compito degli adulti intervenire. Questi tuffi sono vietati non solo dal regolamento di polizia urbana del comune di Chioggia, ma sono vietati anche dal codice della navigazione. Quindi doppio divieto, ma vedo che sono incuranti, allora mi rivolgo veramente anche ai genitori, state attenti ai vostri ragazzi, lo so che quando sono fuori casa è impossibile seguirli ovunque, però mi rivolgo veramente ai genitori che sanno che magari i ragazzi vanno a tuffarsi in qualche zona di Chioggia. Bastano pochi secondi per trasformare una bravata in una tragedia, ha scritto Armelao, chiedendo ai ragazzi di usare la testa. Pensate alla vostra vita, ha aggiunto, pensate ai vostri genitori, alle vostre famiglie, agli amici e a tutte le persone che vi vogliono bene che verrebbero distrutte da una tragedia. Al di là degli appelli, in ogni caso, dal comune ora arriva anche un'altra risposta. Ora chiederò alla polizia locale non solo di effettuare dei controlli mirati in quella zona, ma chiederò anche di verificare i video che ci sono dalla telecamera di videosorveglianza del comune affinché si possano identificare questi ragazzi giovani e poi andremo dai genitori a suonare il campanello. Bravo sindaco, il servizio di Filippo Fois e paura in spiaggia a Bibione dove un bambino triestino di 4 anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un tarallo. A salvargli la vita il pronto intervento di un bagnino di Bibione Pineta. Questa mattina la nonna di un bambino è corsa sotto il mio ombrellone e successivamente mi sono andato incontro e vedendo il bambino che aveva ingerito un tarallo ho praticato la manovra di Heimlich e l'ho aiutato a riprendere il respiro e tutto si è concluso per me. È questo il racconto del bagnino di Bibione Pineta che nelle scorse ore è intervenuto per salvare la vita a un bambino di 4 anni. Il piccolo, appartenente a una famiglia triestina in vacanza, aveva ingerito un tarallo e stava soffocando. Attimi di grande paura nei quali sono stati decisivi la prontezza e soprattutto la preparazione del bagnino, che è riuscito a intervenire tempestivamente e a liberare le vie respiratorie del bambino, evitando conseguenze ben più gravi. Un episodio che riporta l'attenzione sull'importanza della formazione degli operatori in spiaggia. A sottolinearlo è anche Lorenzo Braida, presidente del Sindacato Italiano Balneari del Veneto, intervenuto sulla vicenda. Effettivamente è stato un intervento tempestivo e con grande soddisfazione perché è appena successo, fra l'altro sono ancora scosso anch'io. L'intervento è stato davvero risolutorio e questo ci dà forza nel dire che anche tutta la campagna di formazione che viene fatta anche dall'ASL sulle spiagge per la formazione per le mamme, sta benedetta manovra di Heimlich, non è tempo buttato perché può salvare delle vite. Stamattina io ne ho avuto proprio la prova concreta perché per la prima volta è successo in spiaggia e abbiamo agito secondo quel tipo di procedura ed è stata veramente risolutoria. Gli incidenti stradali, è indagato per omicidio colposo il 19enne alla guida della moto su cui viaggiava anche Elena Pozzato, 24enne di Rubano, deceduta lunedì notte in uno schianto lungo l'autostrada A4 a Noventa Padovana.
Sbalzata sull'asfalto e poi travolta dalle auto che stavano seguendo la sua moto. Le telecamere dell'autostrada A4 hanno ripreso l'intera dinamica dell'incidente stradale nella quale è morta Elena Pozzato, 24enne di Rubano, deceduta la notte tra domenica e lunedì. La giovane commessa era in moto insieme al suo fidanzato. Il ventenne, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova, è indagato per omicidio stradale colposo. Il ragazzo era alla guida della motocicletta. All'improvviso ha perso il controllo e entrambi sono finiti contro il guardrail. Un impatto devastante. I due giovani sono stati sbalzati sull'asfalto. Gli automobilisti in transito non sono riusciti ad evitare di travolgere la giovane. La procura di Padova ha disposto l'autopsia sul corpo della 24enne per capire se è morta sul colpo a seguito della caduta o dopo essere stata investita. I mezzi sono stati sequestrati. La polizia stradale di Venezia sta cercando di ricostruire a quale velocità stesse andando la moto al momento dell'incidente. La comunità di Rubano è scossa per la morte di Elena Pozzato. La ragazza viveva lì con la famiglia e lavorava come commessa nel supermercato del centro commerciale Brentelle. Sono e siamo davvero sotto shock per questa notizia che ci è arrivata stamattina. Poco più di un anno fa abbiamo salutato Giovanni Bortoletti, un quasi coetaneo di Elena, che invece siamo costretti a salutare oggi per un tragico incidente che l'ha portata via. Ci stringiamo al dolore della famiglia, non c'è molto altro che purtroppo possiamo fare e augurare ovviamente anche il meglio al ragazzo che era con lei. Domenica la 24enne aveva finito il suo turno di lavoro al centro commerciale, poi la gita in moto per concludere la giornata di fine estate insieme al suo fidanzato, che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. Dopo l'autopsia si attende nulla osta per la restituzione della salma ai familiari che dovranno decidere la data dei funerali di Elena. Servizio di Valentina Visentin, vediamo un altro incidente in cui ha perso la vita Mirko Celin, 35enne di Fossò. La procura ha aperto un fascicolo indagando l'amico della vittima che era alla guida, è stato indagato per omicidio stradale. Mentre la procura ha aperto un fascicolo indagando per omicidio stradale il 35enne che domenica pomeriggio era alla guida dell'auto modello Darelli, la comunità di Fossò è in lutto per la morte di Mirko Celin, anche lui 35 anni, che si trovava al lato passeggero quando è avvenuto l'incidente che non gli ha lasciato scampo. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per lui non c'era più nulla da fare. È una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità e che lascia un segno profondo di lutto, cordoglio, e anche come amministrazione comunale vogliamo essere vicini e partecipi a questo grande momento di dolore della famiglia. Sono riuscito a parlare con loro, i quali chiedono in questo momento la massima riservatezza sulla questione, e penso che il modo più utile per aiutarli sia mantenere il silenzio. Erano circa le 18:30 quando è avvenuto l'incidente. Alla guida Fabio Compagno. Prima la frenata, poi un boato fortissimo, hanno raccontato alcuni residenti della zona. L'auto proveniva da Dolo e non appena superato il confine nel comune di Stra, poco dopo la curva, ha terminato la sua corsa qui ribaltandosi. Ferito anche il conducente, amico d'infanzia della vittima, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Soccorso dai vigili del fuoco e poi trasferito in ospedale con l'elicottero del 118. I due erano molto legati, racconta il primo cittadino. È un amico d'infanzia che adesso è profondamente scosso per la perdita appunto di questo amico che conosceva da sempre. Poche ore prima dell'incidente, Celin aveva pubblicato sui social la foto della macchina Darelli, scrivendo «Oggi niente bici». Il 35enne era appassionato di viaggi e di bicicletta che praticava a livello amatoriale. Faceva anche parte dell'associazione sportiva dilettantistica Tombelle, realtà del territorio legata alle due ruote. L'incidente riporta anche l'attenzione sulla sicurezza di Via Dolo, ricorda il sindaco Naletto. Una strada non ampia ma che vede delle limitazioni di velocità presenti sia nel comune di Dolo che di Stra, della segnaletica rafforzata a 50 km all'ora come limite di velocità e a 30 nei centri diremo più vicini alle case. C'è l'amaro però in bocca, c'è la tragedia di una giovane età, ecco, lasciata sulla strada, sull'asfalto, peraltro anche uno sportivo, un giovane con tanta voglia di vivere che
proprio attraverso anche una passione che oltre a quella della bicicletta era l'auto, ha trovato la morte. Ecco, che sia questo di esempio emotivo nell'insistere, nell'educare, nel far percepire il rischio che c'è nel non rispettare il codice della strada. Adesso una vicenda sconcertante. Il servizio era di Ilaria Marchiori, un 25enne che è stato arrestato perché ha investito una ciclista. Sembrava fosse un normale incidente stradale, invece pare ci fosse la volontà da parte di questo studente universitario di uccidere la sua ex professoressa ed è accusato di tentato omicidio. Non mi sono accorto di averla colpita. Sarebbero queste le dichiarazioni rilasciate dal 25enne studente universitario trevigiano agli inquirenti. Il giovane, la sera del 25 aprile scorso, travolse una ciclista 61enne all'incrocio tra via Castagnole e via Ragazzi del 99. Ma poi, invece di fermarsi e prestare soccorso, accelerò e fuggì. Un pirata della strada si ipotizzò subito. Poi la svolta nelle indagini. Per la polizia stradale non fu un incidente, ma la manovra anomala fatta dal giovane farebbe pensare ad un gesto volontario. Per questo il ragazzo, prima accusato di lesioni, ora dovrà rispondere di tentato omicidio. A riprendere l'incidente le immagini di una dashcam posizionata sul parabrezza dell'auto che seguiva quella del 25enne. Da quel video si vedono due auto in fila, la prima si allarga per sorpassare la bicicletta, poi quella dello studente che sembra volerla superare, ma poi ad un tratto sterza investendo la donna. Una visione più chiara la Polstrada riesce a ottenerla anche con i filmati delle telecamere di videosorveglianza di un'abitazione che riprendono proprio l'incrocio. Una visione da un'altra posizione, ma il risultato non sembra essere diverso. Si vede la manovra almeno alquanto anomala. Identificato, il ragazzo è stato chiamato a dare una spiegazione, ma le sue parole hanno creato ancora più dubbi. Come può non aver visto se la macchina la colpisce in pieno? Tanto che la ruota avrebbe sfiorato la testa della vittima rischiando di ucciderla. Il 25enne è stato denunciato. Molte le domande che ancora non hanno una risposta. Ci sarebbe un movente? Le indagini della polizia stradale scoprono che la ciclista investita sarebbe stata la maestra dello studente quando era bambino. Le indagini continuano per chiarire la dinamica del sinistro. Servizio di Daniela Sizia, storie incredibili. Vediamo il sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencin, che ha fatto appendere decine di cartelli lungo alcune strade secondarie in quartieri e borgate per invitare gli automobilisti a mantenere una velocità consona al contesto. Vediamo i cartelli: attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada. Riusciamo a dare questa immagine del sindaco Perencin. Ulteriori cartelloni, aggiunge l'amministrazione comunale, saranno installati nel corso delle prossime settimane, sempre lungo strade periferiche e in zone residenziali. Nelle parole del primo cittadino, le motivazioni della scelta. Sentiamo. Questo è uno dei cartelli che abbiamo messo in alcune borgate e vie del paese proprio per avvisare gli automobilisti di rallentare, perché nelle nostre strade, nei nostri marciapiedi, soprattutto ovviamente nelle strade secondarie, quest'estate c'è stato veramente un grande movimento, un grande incontro di ragazzi, bambini, genitori che si trovavano la sera per giocare, divertirsi e scambiare quattro chiacchiere. Quindi abbiamo pensato come amministrazione di avvisare, diciamo così, gli automobilisti di fare attenzione e di rallentare, proprio perché era bello vedere ed è bello vedere questi momenti di condivisione, un po' come una volta nelle nostre borgate e nei nostri paesi. Quindi il fatto che ci si possa ancora ritrovare in strada a parlare, a fare una chiacchiera, ma anche a giocare. Quindi una nuova iniziativa che insomma spero sia apprezzata dalla cittadinanza. Abbiamo messo i primi 10 cartelli, nelle prossime settimane ne posizioneremo degli altri in altri punti del paese, quelli dove c'è più presenza, soprattutto di famiglie e bambini. Così sindaco Perencin. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Andrea Basso e Alessandro Granziera. State con noi.
Clamorose dimissioni nel gigante dell'occhialeria. Leonardo Maria Del Vecchio, pubblicata anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, lascia gli incarichi in Essilor Luxottico. La sua lettera ha amareggiato da una gestione distante e impersonale. Le frizioni in Delfin, i contrasti con l'AD Milleri, le vicende personali, cosa c'è dietro questo addio di Leonardo Maria Del Vecchio, che dal 31 di agosto non sarà più presidente di Ray-Ban né dirigente di altissimo livello del gruppo. Vediamo il nostro servizio. Ad Agordo la notizia dell'addio di Leonardo Maria Del Vecchio non può essere considerata una semplice vicenda di vertici e di azionisti, perché Essilor Luxottica non è soltanto una multinazionale dell'occhialeria, è un pezzo della storia industriale del bellunese e lo strappo, anticipato da Milano Finanza e confermato in queste ore dalla società, è destinato a far discutere. Leonardo Maria Del Vecchio, quartogenito del fondatore, lascia gli incarichi operativi nel gruppo. Dal 31 agosto non sarà più presidente di Ray-Ban e dirigente di altissimo livello della società. A far rumore è soprattutto il contenuto della lettera di dimissioni. Del Vecchio critica apertamente il modo in cui il gruppo viene oggi gestito da Francesco Milleri, il manager scelto dal padre Leonardo per guidare l'azienda dopo la sua scomparsa. Una gestione che il figlio del fondatore giudica troppo lontana dalle persone e dalla cultura aziendale costruita dal padre, ed è questo passaggio a far diventare la vicenda societaria profondamente bellunese. Perché ad Agordo, dove tutto è cominciato, da anni il rapporto tra il territorio e la grande azienda è osservato con attenzione, specie dopo la morte di Leonardo Del Vecchio nel 2022. Non sono mancate le preoccupazioni e le voci sul futuro degli stabilimenti italiani, in un gruppo che nel frattempo è diventato sempre più internazionale. Leonardo Maria Del Vecchio nella sua lettera contesta proprio l'idea che internazionalizzazione e professionalizzazione debbano significare distanza. Il suo messaggio è che la crescita di una multinazionale non dovrebbe cancellare il senso di appartenenza e il rapporto con le persone. Una posizione che arriva mentre resta tutt'altro che risolta la partita della successione e del controllo della holding familiare Delfin. Ad aprile l'Assemblea ha dato il via libera all'operazione che dovrebbe portare Leonardo Maria al 37,5% di Delfin, rilevando le quote dei fratelli Luca e Paola per un'operazione del valore di circa 10 miliardi di euro. Ma il passaggio non ha chiuso le tensioni nella famiglia. A giugno il consiglio di amministrazione di Delfin si è spaccato proprio sulla garanzia richiesta dalle banche per finanziare l'operazione. Ora arriva anche l'uscita dai ruoli di gestione di Leonardo Maria, non la proprietà, perché attraverso Delfin continuerà ad essere protagonista nelle decisioni che riguardano l'azionariato di Essilor Luxottica. La notizia è particolarmente delicata perché dietro lo scontro fra due visioni manageriali c'è una domanda che riguarda migliaia di lavoratori e un intero territorio. Quanto resterà centrale il legame tra Essilor Luxottica e i luoghi nei quali la storia di Luxottica è cominciata? Una risposta che oggi non c'è. Servizio di Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. Vediamo invece la politica, ma in questo caso diciamo la bufera sullo squadrismo Summerfest, un evento a Vedelago che ha radunato un centinaio di partecipanti, tra cui diversi esponenti di Futuro Nazionale. L'associazione Partigiani invoca l'intervento del prefetto, mentre gli organizzatori respingono l'accusa di apologia del fascismo. Mi pare che non siamo di fronte soltanto a un fatto che richiama l'apologia del fascismo. Qui, anche se sono 4 scalzacani, c'è il tentativo di ricostituzione del partito fascista. Non si può leggere altrimenti, secondo il presidente dell'Ampi di Treviso Giuliano Varnier, lo svolgimento a Vedelago dello squadrismo Summerfest, diventato un caso politico dopo il post sui social dell'ex consigliere regionale Gio Formaggio, oggi in Futuro Nazionale. Fotoricordo e sorrisi con quelli che definisce i camerati trevigiani, tra cui il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, ma all'evento c'erano partecipanti arrivati un po' da tutto il Veneto. Vocabolario e slogan che richiamano al ventennio. L'associazione Partigiani ammonisce a non sottovalutare il fenomeno e invoca l'intervento della prefettura. Qui siamo proprio in piena violazione della legge Scelba e della legge Mancino.
E quindi io penso che le autorità dovrebbero prendere dei provvedimenti, quindi perseguire questi che sono chiaramente reati. C'è, dice Varnier, un'apertura da parte del governo a un revisionismo che fa sentire autorizzati i partecipanti a eventi come questo, giunto alla 5ª edizione, ad uscire finalmente allo scoperto. Cristian Zamperoni, organizzatore del festival estivo, da poco tesserato con Futuro Nazionale, respinge ogni accusa di apologia. Secondo noi è un'ossessione perché hanno paura di fantasmi del passato, cioè squadrismo è un nome, sì, c'è chi dice che rievoca gli anni 20, ma squadrismo significa anche compattezza, significa unione, significa fare squadra, tutto qua. Cioè non avevamo manganelli, non avevamo mitragliatrici, non avevamo nulla di tutto ciò. Io sinceramente non vedo per quale motivo si debba creare una polemica attorno, ripeto, a una festa dove l'attrezzo utilizzato al massimo era una beccanella per stringere il gas della bombola alla spina di birre. Il sindaco Dispresiano della Pietra, che già da settimane nega la notizia di un imminente passaggio al partito di Roberto Vannacci, fa sapere che la sua presenza a Vedelago non ha un significato politico. Squadrismo, camerati, camicie nere fanno parte di un lessico, dice, che non gli appartiene. Mai credo nella vita mi abbiate visto fare un saluto romano o usare certe terminologie, che poi dopo io sia di destra credo che lo sappiano anche i sassi, che condivida alcuni ideali anche. Poi però so che la mia presenza lì venga definita come un'adesione a particolari gruppi, no, ero lì a bere una birra con alcuni amici. Ma iniziative provocatorie come un festival che inneggia lo squadrismo fanno alzare il livello di attenzione alle opposizioni politiche. Invocare lo squadrismo non è folklore, è l'invocazione, richiamo esplicito a un regime autoritario i cui valori sono incompatibili con quelli della nostra Repubblica. Servizio di Lina Paronetto, sentiamo cosa ha detto ieri a Focus uno degli ospiti, l'ex parlamentare ed ex sindaco di Padova, Settimo Gottardo. Meglio sempre stare attenti, direttore, perché la libertà non si acquista una volta per tutte. La libertà è la libertà politica, la libertà rispetto al vecchio regime fascista è un fatto che viene conquistato quotidianamente. Quindi non si dorme sugli allori, però non vorrei neanche che si esagerasse. Le leggi Scelba e la legge poi modificata e specificato ancora meglio del mio amico il senatore Mancino, sono leggi molto chiare. Si ricorreranno le caratteristiche previste in questa legge di ricomposizione del partito fascista o di, come si dice, omaggio ai suoi principi, esaltazione dei suoi principi, la legge farà il suo corso. Mi sembra, da quello che ho sentito dire dal sindaco Dispresiano della Pietra e anche dall'organizzatore, che non sia questo il caso. Ecco, mi sembra che gli stessi organizzatori abbiano negato tutto questo. Però un po' di guardia, un po' di allarme è bene sempre tenerlo, ripeto. Allora, così Settimo Gottardo ieri sera a Focus, e parliamo della politica bassanese, non è una foto ricordo, è una foto politica quella che hanno pubblicato i giornali. Il destinatario è Fratelli d'Italia. Bassano, Gio Formaggio e Futuro Nazionale si schierano con Nicola Finco, con loro la consigliera regionale Morena Martini, l'onorevole Gianangelo Boff, Gianluca Pietrosante e Cristina Zanini. La Casa dei Comuni esce allo scoperto e prepara la battaglia per la presidenza della provincia. Sentiamo i particolari. Chiamatelo pure aperitivo, ma queste sono fotografie che fanno rumore, non solo del centrodestra vicentino. Bassano, un sabato di fine agosto, il vanacciano Gioe Formaggio siede al tavolo con il sindaco della città, Nicola Finco, e attorno a loro ci sono la consigliera regionale leghista Morena Martini e i futuristi Gianangelo Boff, parlamentare trevigiano, e i consiglieri comunali Gianluca Pietrosante di Bassano e Cristina Zanini di Monticello Conteotto.
Provenienze diverse, un obiettivo evidente, costruire la Casa dei Comuni, che conta già 85 amministrazioni vicentine per le provinciali, e stringere Fratelli d'Italia all'angolo. Formaggio mette anche il timbro politico. Futuro Nazionale, scrive in un post, rispetterà il patto di San Piero alle provinciali d'autunno. Tradotto, l'appoggio trasversale a Finco è rivendicato pubblicamente. Nella fotografia manca Giacomo Possamai, sindaco del PD di Vicenza, ma sarebbe un errore pensare che Possamai sia estraneo. Sì, perché è uno dei motori dell'operazione politica, perché la forza dell'operazione sta nel mettere insieme mondi che normalmente si combattono. Amministratori civici, Lega, Futuro Nazionale e pezzi del centro-sinistra, attorno a una candidatura, quella di Nicola Finco, capace di sbarrare la strada a Fratelli d'Italia. E mentre i meloniani, anche a Bassano, rivendicano il proprio peso elettorale, i competitor provano a costruirgli attorno una maggioranza di sindaci e amministratori. La battaglia per Palazzo Nievo è cominciata. Da Bassano è arrivato un segnale inequivocabile. La Casa dei Comuni, con la triade Finco, Possamai, Formaggio e il patto di San Piero, non si nasconde più, mostra i muscoli. Servizio di Ivano Tolettini. Succede di tutto a Bassano del Grappa. Intanto il comune di Selvazzano cancella un'altra immagine che ricorda l'epoca fascista. L'immagine della Casa del Fascio scompare dai monitor delle sale del Consiglio Comunale. La foto storica in cui compariva la Casa del Fascio scompare dai monitor del computer che sono dislocati nella sala del Consiglio Comunale e in altre sale pubbliche all'interno della sede comunale di Palazzo Maestri a Selvazzano Dentro. La decisione dopo l'approvazione della mozione avanzata da alcuni consiglieri di maggioranza che è passata e così la foto è stata rimossa. Quando si accendevano fino a un mese fa gli schermi del Consiglio Comunale, la prima immagine che compariva per qualche minuto è la Casa del Fascio. Così come stessa cosa succedeva nella sala dove si effettuano i matrimoni, gli incontri pubblici e nell'altra saletta che abbiamo qui sopra, ed è in questo caso una scelta che non si capisce da dove arriva se non la data. La foto sul monitor risale al 17 dicembre del 2016, giorno in cui è stato inaugurato Palazzo Maestri dopo la ristrutturazione. È un fatto gravissimo perché non si trova traccia di chi abbia deciso questa cosa, se la Giunta, se il Consiglio, un qualche assessore, il sindaco, un tecnico, un funzionario, non si sa perché non si trova traccia nell'archivio del comune. Ma questo non è l'unico atto dell'amministrazione Piron in carica dal 2024, che qualche mese fa ha fatto rimuovere dalle vetrofanie della sala del Consiglio Comunale la scritta Sala del Gran Consiglio, nome che ancora una volta evoca l'epoca fascista. Per il sindaco Claudio Piron un fatto grave se si tiene conto che dal 1944 è in vigore la legge che impone la defascistizzazione degli enti locali, ovvero la rimozione di tutti quei nomi e simboli legati al ventennio fascista. È grave, gravissimo e preoccupante che dopo 72 anni, nel terzo millennio, nel 2016, qualcuno abbia riportato in una delibera il nome di Sala del Gran Consiglio. Ricordo, per chi avesse la memoria corta, che il Gran Consiglio è l'organo che Mussolini, il duce, il dittatore, ha voluto per essere accompagnato, affiancato dai gerarchi per prendere le decisioni più ostili alla popolazione. Lì dentro sono state emanate nel 1938 le leggi razziali. Oggi la sala è stata intitolata al partigiano Vittorio Marangon. Oggi noi abbiamo tentato di cancellare questa pericolosa indifferenza e l'abbiamo intitolata questa sala a un partigiano, un maestro, un cattolico che ha fondato le ACLI e l'ente di formazione professionale l'ENAIP Veneto, Vittorio Marangon, cercando di ripristinare la storia civile, morale di questo paese, di Selvazzano. Servizio di Valentina Visentin, di nuovo in pubblicità e torniamo subito.
Nel giorno in cui fu posata la prima pietra, il 25 agosto del 1428, del santuario di Monteberico, dopo la seconda apparizione mariana, viene presentato il cammino delle apparizioni. Siamo ovviamente a Vicenza. Si tratta di un cammino storico che attraversa le province di Vicenza, Trento e Bolzano, passando per i santuari mariani nell'anno giubilare mariano e della rinascita. Ce ne parla Luisa Bertini con Simone Squarcina per la parte tecnica. A te, Luisa. Siamo nel comune di Due Ville, dove oggi è stato presentato il cammino delle apparizioni e un pellegrinaggio che si svolgerà dal 2 all'8 settembre, proprio in occasione dell'anno giubilare mariano, da Pietralba a Monteberico. Sono in compagnia con il presidente Claudio Guglielmi, presidente dell'associazione Cammino Passo Dopo Passo, e con Nicola Cazzola, associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli. Dunque, presidente, un cammino che viene valorizzato con questo pellegrinaggio in un anno particolare. Sì, allora, 2 settembre parte il pellegrinaggio, mentre noi ci troviamo il giorno prima perché verrà scoperta la Quinta Stele, che è il punto di riferimento dei luoghi importanti mariani di tutto il nostro cammino. Il cammino parte martedì 2 settembre, raggiungeremo il santuario quindi da Pietralba, arriveremo a Baselga di Pinè per poi entrare nella Valle dell'Astico, quindi passiamo dalla provincia di Bolzano, provincia di Trento, entriamo nel territorio vicentino e lungo la Valle dell'Astico proseguiamo verso il santuario di Santa Maria dell'Olmo a Thiene. Ultima tappa per l'evento importante di 600 anni, raggiungiamo Monteberico l'8 settembre partendo da Villaverla verso ovviamente Monteberico. Ecco, si tratta del pellegrinaggio mariano più lungo d'Italia, che punta anche alla valorizzazione del territorio. Sì, certo, il cammino delle apparizioni nasce come un collegamento, un cammino legato alla spiritualità e alle apparizioni mariane, e quello che stiamo facendo è trasformarlo in un prodotto turistico. Unisce 26 comuni, 3 province, Vicenza, Trento e Bolzano. Quello che troverete anche nel sito internet camminodelleapparizioni.it sono tutte le tappe, tutto quello che servono le informazioni per il pellegrino, per il turista che arriva nel nostro territorio, e nelle prossime settimane troverete anche le strutture ricettive, quindi dove mangiare, dove dormire e tutte le informazioni che sono utili proprio per legarsi al territorio e visitare la nostra destinazione, il nostro territorio. La fede diventa occasione proprio per promuovere quello che è la cultura territoriale. Questo è proprio un segmento che si chiama turismo lento, quindi entrare in introspezione con l'anima, con se stessi, e quindi la fede unita poi anche a un cammino proprio anche proprio di individuale anche a un certo punto, quindi non solo la fede ma anche tutta la parte che poi grazie alla costruzione di questo prodotto turistico poi abbia delle ricadute economiche nel nostro territorio. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina. E vediamo gli alpini. Il gruppo Alpini di Cassola celebrerà nei prossimi giorni 90 anni dalla fondazione con ricordo dei caduti. Era il 15 agosto 1936 quando a Campegia nasceva il gruppo Alpini di Cassola, intitolato al generale Ermenegildo Moro. Oggi i soci sono circa 200 tra effettivi, amici e aggregati. Il 90° anniversario di fondazione sarà celebrato con 3 giornate di eventi. Venerdì 11 settembre la chiesa di San Marco ospiterà il concerto del coro Edelweiss Ana Montegrappa. Sabato 12 dalle 17:30 la cerimonia ufficiale partendo dalla Baita Verde, sede del gruppo, arrivando al Sacello dell'Immacolata. In questa occasione dei 90 anni li vogliamo sempre ricordare, perché loro sono stati loro quelli che hanno iniziato, e noi vogliamo mantenere sempre ricordandoli con questa festa che faremo importantissima. Con questa attività del 90° noi vogliamo ricordare appunto i nostri soci che nel 1936 hanno fondato, che il gruppo di Cassola è il capostipite, diciamo, dei gruppi di San Zeno e San Giuseppe Poi, che sono all'interno del nostro comune.
Il programma del 90° si conclude a sabato 19 settembre con il 7° pellegrinaggio al Monte Asolon, ultimo baluardo di difesa alla fine della Grande Guerra. L'abbiamo chiamato pellegrinaggio perché si sale così tutti in colonna a piedi, c'è 20 minuti di cammino, ma bello. E sopra facciamo la cerimonia. Negli anni passati con la cerimonia c'era anche la celebrazione di una messa, poi avendolo spostato al sabato facciamo il ricordo dei nostri caduti. Aspettiamo la gente di Cassola, le associazioni dove sono state coinvolte tutti quanti a quel giorno, a quella serata, alla partecipazione, a fare evviva e brindare al 90°. Servizio di Mirko Cavallin, il lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa di Fabrizio Plessi, un autentico pioniere tra i maggiori esponenti della videoarte a livello internazionale. Si era trasferito dall'Emilia giovanissimo a Venezia, dove ha trascorso quasi tutta la sua vita. Lascia la moglie Carla, i figli Rocco e Maria Sole, i funerali venerdì nella chiesa di Santo Stefano a Venezia. A livello internazionale era considerato uno dei più importanti pionieri della videoarte e il massimo esponente di questa corrente in Italia. Fabrizio Plessi è scomparso a Dolo, dove era ricoverato all'età di 86 anni. Originario di Reggio Emilia, si trasferì giovanissimo a Venezia. La sua carriera artistica comincia con la pittura, ma già negli anni 60 inizia una sperimentazione con i video che lo porterà ad esporre prima al Centro Pompidou di Parigi nell'82, quindi nel 1986 ad essere il primo ad introdurre la televisione come materiale artistico alla Biennale di Venezia, dove esporrà 14 volte. Nel 98 il Guggenheim di New York gli dedica una retrospettiva. Nel 2000 realizza per il padiglione italiano dell'Expo di Hannover una monumentale installazione di televisori alta 44 metri ribattezzata Mare Verticale, un tema ricorrente ripetuto in una nuova versione alla 51esima Biennale di Venezia. Senza la sua presenza, il panorama artistico contemporaneo veneziano non sarebbe stato lo stesso, ha commentato il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Ha dimostrato che l'arte non è passatismo, ma contiene in sé la sfida di conciliare tradizione e tecnologia. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, parla di un pioniere, un visionario che ha sempre avuto il coraggio di seguire un linguaggio personale senza cercare il facile applauso. Maria Cristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, ha ricordato la sua celebre installazione digitale L'età dell'oro, presentata al Museo Correr nel 2020, eco della storica e indimenticabile mostra Waterfire del 2001. Giampiero Beltotto ha ricordato l'ultimo progetto di Fabrizio Plessi al Teatro Stabile del Veneto nel 2010 per lo spettacolo Vestire gli ignudi di Luigi Pirandello, di cui il grande artista curò le scenografie. Servizio di Filippo Fois, gli ospiti di questa sera a Focus: Marco Brigo, Stefano Dall'Agata, Luciano Dorella, Vivian Moro, Giacomo Nilandi e Giuseppe Paolin. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Alessandro Granziera e buona giornata.